L'anomalia del reddito di cittadinanza che ha creato quello che stiamo vedendo nei nostri negozi, nelle nostre imprese, nelle attività produttive, non si trova più personale e questo è un messaggio negativo. Noi abbiamo sempre detto, ed è la proposta alternativa al reddito di cittadinanza, reddito di inclusione sociale, cioè le risorse economiche si danno ai comuni perché sono i comuni che conoscono le difficoltà dei propri cittadini. Così la referente vicentina di Italia Viva insieme ad Azione che vuol far pesare la consistenza del terzo polo in questa campagna elettorale. Il suo è il primo punto della ricetta per questo territorio. Insieme al leader Matteo Renzi hanno incontrato ieri a Vicenza una rappresentanza di elettori a cui hanno sottolineato le priorità. Per le aziende venete serve la competenza del premier Mario Draghi e l'autonomia. Il tema dello scostamento di bilancio lo decide Draghi. Noi abbiamo fatto una proposta da 10 miliardi di euro. Il problema non è lo scostamento di bilancio o non lo scostamento di bilancio, ma qual è la strategia? Perché tu hai un problema, peraltro da prima della guerra in Ucraina, che è amplificato dalla guerra in Ucraina, dove le imprese, quelle venete, ma in generale le imprese di questo paese, non ce la fanno più. Se a questo aggiungi che le famiglie comunque hanno un costo della bolletta assurdo, allora questo è il tema della campagna elettorale. Gli altri sono ipocriti a chiedere a Draghi di risolvere il problema, perché sono quelli che hanno mandato a casa Draghi. Noi con Carlo Calenda abbiamo fatto delle proposte molto puntuali, 10 miliardi di euro per abbattere i costi con un ruolo diverso del GSE. Io ho sempre creduto all'autonomia e faccio parte della commissione bicamerale che si occupa proprio degli affari regionali e le autonomie. Oltretutto abbiamo ancora come ministra uscente la ministra Gelmini che è nel terzo polo con noi e quindi assolutamente questa è un'altra delle priorità per una regione che troppo spesso si trova ad essere, diciamo, in una situazione di difficoltà perché magari non riesce a sprigionare immediatamente risorse economiche che sono già nelle tasche della regione.